Consiglieri regionali arrestati e sospesi dalla poltrona a Palazzo Ferrofini ancora retribuiti. È la chicca che emerge tra le tante sorprese che ci ha riservato l'inchiesta sulle tangenti per il Mose. L'immaginario collettivo pensa che chi viene sospeso da un incarico cessi anche di ottenere compensi, invece la casta ha pensato a tutto e si autotutela con un regolamento valido a livello nazionale che in questi giorni consentirà a Renato Chisso, ex assessore regionale ed ex consigliere, a percepire, pur essendo in carcere, 5.000 euro al mese. Così per Gianpietro Marchese, ex consigliere regionale pure lui, e dunque, dato che i due sono stati sostituiti in consiglio dai primi non eletti, ora sulla collettività pesa l'onere di dover pagare non 60 stipendi ma 62. E non è finita qui. Anche i dirigenti regionali, Giovanni Artico e Giuseppe Fasiol, che erano stati sospesi, hanno ricevuto un'indennità durante quel periodo, anche se pari al 50% dello stipendio. Ora sono rientrati al lavoro. Paradossale, l'inchiesta pensata per difendere i soldi pubblici finisce, anche se del tutto involontariamente, per saccheggiare ancora di più le tasche dei contribuenti.